Buon pomeriggio, è la quarta edizione del Trapani CGR di oggi, martedì 25 giugno, da trapanisi.it, il portale dell'informazione positiva. È Nicola Conforti che vi parla. Di nuovo ben trovate all'ascolto. Sono al telefono con lo scrittore Salvatore Mugno, perché venerdì 28 giugno alle 17:30 presso il Museo Regionale Agostino Pepoli, in via Conte Agostino Pepoli 180, ci sarà la presentazione del suo ultimo libro, Decollati, storie di ghigliottinati in Sicilia. Salvatore Mugno. Questa volta questo libro nasce dalle mie ricerche negli archivi di Stato di Trapani e di Palermo, è una ricerca che è durata circa 5 anni e che nasce dalle curiosità rispetto a uno strumento che abbiamo al Museo Pepoli di Trapani, appunto, che è una ghigliottina e che è l'unica in Italia, certamente di questa tipologia, ancora montata e ancora potenzialmente utilizzabile, e sulla quale insomma mi interrogavo da molto tempo e sulla quale non ci sono fonti bibliografiche, cioè non ci sono studi praticamente, malgrado sia lì da più di 100 anni e malgrado ormai sia inutilizzata da più di 150 anni. Meno male che non è più utilizzata, anche perché oggi parlare di ghigliottina ci fa particolarmente strano e penso che approfondire la storia che ci testimonia, come hai fatto tu, che è in Sicilia e a Trapani qualche decina di persone ha letteralmente perso la testa per questa ghigliottina. Insomma, è una curiosità importante da approfondire. L'hai fatto? Sì, queste ricerche forse si sarebbero potute fare anche prima, non naturalmente al fatto che sia rimasta utilizzata, perché è ovvio che è un libro praticamente in cui ho ricostruito le storie dei ghigliottinati. Ho individuato 24 persone, ecco, do già questa anticipazione agli ascoltatori, 24 teste, 24 persone che sono state decapitate e quindi che sono confluite in 19 racconti, perché il libro è essenzialmente un libro di narrativa, questo voglio precisarlo, anche se ha una componente saggistica come saggio introduttivo. Ci sono una cinquantina di pagine in cui spiego quello che illustro ciò che ho trovato sulla ghigliottina in Sicilia, perché in pratica è l'unico studio, mi sono anche accorto, sulla ghigliottina in Sicilia e credo in Italia, cioè non è un argomento che evidentemente era proprio sfuggito agli studiosi, e quindi ho fatto un po' una ricognizione a livello regionale e anche a livello di Regno delle Due Sicilie, perché volevo capire un po' anche Napoli, cosa accadeva a Napoli, e poi soprattutto mi sono concentrato sulle storie, quindi è un libro di narrativa, sono circa 200 pagine di narrazioni, sono 19 racconti all'interno dei quali ci sono 24 decapitazioni, e poi c'è anche un appendice, perché praticamente questo lavoro si compone di 2 volumi, dove ho anche pubblicato, grazie alla disponibilità dell'editore, che è Navarra Editore, anche le sentenze che ho raccolto, e poi ci sono anche dei saggi di alcuni esperti e di alcuni tecnici, del professore Renzo Paris, che è un illustre francesista, di Renato Lo Schiavo, che è un nostro storico studioso molto bravo, e poi dell'ingegnere Pietro Barbera, che ha fatto una descrizione tecnica della ghigliottina. Infatti abbiamo accompagnato il lavoro anche con uno studio proprio sul manufatto. Voglio che sia chiaro, nessuna apologia, nel senso che questo è un momento in cui, approfondendo la nostra storia, capiamo come si siano evoluti i tempi, secondo noi e secondo tutta l'opinione pubblica, decisamente in meglio, e di questi strumenti di morte alla fine oggi non ne abbiamo più bisogno. Fino a che periodo era in uso la ghigliottina a Trapani? La ghigliottina è stata utilizzata, l'ultimo caso che ho individuato io risale al 1870. La pena di morte è stata abolita nel 1889 dal codice Zanardelli. Poi ho trovato anche tanti altri casi, insomma, di impiccagioni, fucilazioni, ma io mi sono concentrato sui casi di decapitazione attraverso la ghigliottina. È chiaro che sulla pena di morte ci mettiamo una pietra proprio tombale, questo non ci piove. È una indagine sulla storia per capire anche il nostro presente. Bene, e allora rinnoviamo l'appuntamento per questa presentazione del libro Decollati, storie di ghigliottinati in Sicilia, con Salvatore Mugno, che sarà ovviamente presente a questo pomeriggio di venerdì 28 giugno a Trapani al Museo Agostino Pepoli. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. Per tutti gli approfondimenti delle notizie locali veniteci a trovare su trapanisi.it. C'è anche la nuova puntata di Cuore Granata Caffè.
A più tardi.